Riunione del Consiglio regionale per eleggere l'ufficio di presidenza, riconferma per Irto, per la vicepresidenza il PD vota secondo previsioni, la minoranza sceglie l'uscente. Dopo gli incendi, ora con le piogge il pericolo per la Calabria sono le frane. Intanto il procuratore Gratteri conferma l'indagine in corso sui roghi che hanno distrutto 20.000 ettari di terreno nella nostra regione. Sequestrati dalla Guardia di Finanza 216 kg di cocaina purissima, la droga nascosta in borsoni e suddivisa in panetti. La ritrosia dell'Europa a sottoscrivere un codice unico di contrasto alle mafie, la denuncia dell'eurodeputato del Movimento 5 Stelle Laura Ferrara a Cosenza. Il Cosenza rialza la testa e ottiene un punto a Matera, pareggiano anche la Regina a Castellammare di Stabia e Catanzaro in casa, il rende beffato a Lorenzo dal Siracusa. Buonasera dalla redazione del TG10, dunque la politica in apertura, riunione del Consiglio regionale per eleggere l'ufficio di presidenza. Ebbene, Irto riconfermato presidente, i vice sono Gentile, Ciconti, Neri e Graziano, invece segretari questori. Oggi la riunione del Consiglio regionale per l'elezione dell'ufficio di presidenza. La seduta è iniziata alle 17.35, qualche ora prima la riunione del gruppo del PD per decidere come votare. Ebbene, con 24 voti Nicola Irto è stato riconfermato alla presidenza. I 31 consiglieri sono stati chiamati ad eleggere, sempre a scrutinio segreto, anche i 2 vicepresidenti. Per il PD è eletto Ciconte, mentre per il vice che spetta alla minoranza è riconfermato l'uscente Gentile, anche se in discrezione prima del voto davano per probabile l'elezione di Vandaferro, che però ha ottenuto solo 6 voti. Altro punto all'ordine del giorno, l'elezione dei 2 segretari questori, eletti i consiglieri Neri e Graziano, che hanno ottenuto rispettivamente 13 e 11 voti. Dopo l'emergenza incendi, con le piogge adesso il rischio sono le frane. Intanto la magistratura indaga sui roghi che in Calabria hanno distrutto 20.000 ettari di terreno, lo conferma il procuratore Gratteri. Oggi piove e si guarda con preoccupazione al terreno annerito dagli incendi. I roghi hanno indebolito la Calabria e si teme per le frane. Il rischio è alto, come affermato qualche settimana fa ai nostri microfoni dal capo della Protezione Civile Carlo Tansi. La conseguenza, la più immediata, delle fiamme che nell'estate 2017 hanno distrutto, secondo le prime stime, 20.000 ettari di bosco nella nostra regione, minacciato abitazioni e danneggiato pesantemente le aziende agricole, un'emergenza che ha colpito in modo particolare la provincia di Cosenza e interessato le aree protette del Pollino e della Sila. Giorni roventi non solo per le temperature, ma per la battaglia impari tra i soccorritori pochi e il fuoco che appena spento ritrovava misteriosamente vigore. L'ipotesi più volte avanzata è quella di una strategia criminale, non autocombustione, non piromani isolati, ma un disegno preciso che ha ridotto in cenere gran parte del patrimonio boschivo. C'è l'attenzione della magistratura, la conferma dal no comment del procuratore Nicola Gratteri in risposta alla precisa domanda sugli incendi. Vi ho detto che io di indagini in corso non ne parlo. Quali interessi si muovono dietro il rimboschimento? Gli alberi in fumo rivelano un nuovo business dell''ndrangheta. Gli inquirenti sono al lavoro, così come le istituzioni, per mettere a punto un piano di prevenzione perché l'estate appena trascorsa resti solo un brutto ricordo. E proseguiamo con la cronaca, ancora un maxi sequestro di cocaina nel porto di Gioia Tauro. 2 giorni fa, dai sacchi di caffè, erano spuntati i borsoni con 218 kg di cocaina purissima, ma il bilancio dei sequestri di stupefacenti rinvenuti nei container in transito nel porto di Gioia Tauro è in continua evoluzione. Gli uomini della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane, sotto la spinta propulsiva della Direzione Distrettuale Antimafia Regina, hanno così intercettato un nuovo e ingente carico di cocaina. Questa volta, nascosti tra sacchi contenenti gomma in granuli provenienti dal Sud America, sono stati rinvenuti ben 10 borsoni contenenti 200 panetti di cocaina purissima.
pari a 216 kg della letale sostanza. Il risultato è frutto della collaudata sinergia delle istituzioni, che mirano a contenere le manifestazioni di grave pericolo per la collettività, conseguenti all'immissione nel mercato illegale delle sostanze stupefacenti. Pericoli che si manifestano non solo negli effetti più immediati e deleteri, quali quelli connessi all'uso delle sostanze, ma anche in quelli più subdoli, sotterranei e forse ancor più devastanti, legati al reinvestimento dell'economia legale degli enormi capitali illecitamente lucrati dalle mafie che gestiscono i grandi traffici. Basti infatti pensare che mentre all'origine un chilogrammo di foglie di coca viene venduto dal coltivatore ad appena 78 centesimi di euro, lo stesso quantitativo di cocaina, una volta raffinato, ha un costo di 1.800 euro per il produttore, il quale riesce a cederlo ai grossisti americani e europei tra i 25.000 e i 30.000 euro, considerando che la cocaina può essere tagliata fino ad assumere il peso di ben 4 volte e che al minuto spaccio un grammo di sostanza è ceduto per circa 100 euro. È facile immaginare quanto siano imponenti i volumi di denaro incamerati da chi gestisce il traffico. Denari che una volta reinvestiti e riciclati sono in grado di inquinare pesantemente i circuiti legali dell'economia e di alterare le condizioni di concorrenza, sottraendo opportunità di lavoro alle imprese che rispettano le regole. Dall'inizio dell'anno, in questo senso, il sequestro di quasi 1.600 kg di cocaina ha permesso di infliggere all''ndrangheta rilevantissime perdite economiche, sia sotto il profilo dei capitali investiti che dei mancati guadagni. La droga, complessivamente sequestrata, una volta lavorata e immessa sul mercato, raggiunte le piazze di spaccio, avrebbe infatti fruttato oltre 650 milioni di euro. Adesso la denuncia dell'europarlamentare Laura Ferrara, che dice che l'Europa non ha un codice unico per contrastare le mafie. Il contrasto alle nuove mafie, o meglio ai metodi dell'antistato che si adeguano alle condizioni mutate della realtà, al centro del dibattito a Cosenza promosso dal Movimento 5 Stelle, a cui hanno preso parte l'europarlamentare pentastellata Laura Ferrara, il giornalista minacciato dall''ndrangheta Michele Albanese, il procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri e Vincenzo Linarello, del consorzio Goel, più volte nel mirino della criminalità organizzata. È stato quest'ultimo a spiegare perché la precarietà è funzionale all''ndrangheta. La precarietà non capita per caso. In Calabria la precarietà è stata elevata a strumento di controllo e di governo del territorio. In Calabria c'è un'alleanza perversa tra i vertici dell''ndrangheta e un reticolo di massonerie deviate che produce la precarietà e la utilizza per mantenere il consenso. L'influenza capillare della mafia che valica i confini geografici e utilizza le narrazioni cinematografiche, come svelato dal procuratore Gratteri. Scopriamo che Cosa Nostra americana ha preteso di leggere e di interferire sulla sceneggiatura del Film Padrino. Ha preteso che alcuni attori venissero selezionati, venissero indicati da Cosa Nostra americana. Se le mafie operano ormai a livello globale, in Europa, denuncia Laura Ferrari, c'è difficoltà a convergere su un codice unico per combattere l'illegalità diffusa. L'organizzazione criminale porta degli interessi economici, fa girare l'economia e quindi c'è anche un rifiuto nel riconoscere l'esistenza delle organizzazioni criminali di stampo mafioso in altri Stati membri perché conviene. È forte, mi rendo conto, è forte come affermazione, ma io credo che sia così, perché altrimenti se ne è parlato veramente per troppo tempo ed è ingiustificabile l'ostacolo che si pone da parte di determinati Stati membri nel riconoscimento dell'esistenza della mafia in tutta Europa e non solo. Adesso i nostri 100 secondi di cronaca. Una piantagione di cannabis è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri nel territorio del comune di Scido. I militari della compagnia di Palmi hanno individuato nascoste nella fitta vegetazione 500 piante dell'altezza media di 2 metri in pieno stato vegetativo. Nelle vicinanze è trovato un impianto di irrigazione efficiente e vari attrezzi agricoli utilizzati per la coltivazione illecita. 150 kg il peso complessivo della sostanza stupefacente che sul mercato avrebbe fruttato circa 250.000 euro.
Un 36enne originario di Cinquefrondi è finito in manette perché è ritenuto responsabile del reato di atti persecutori nei confronti di una coppia di coniugi. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri dopo una lunga indagine durante la quale sono stati accertati diversi episodi di molestie, minacce e ingiurie commesse dall'indagato nei confronti di marito e moglie. È stato ritrovato dai carabinieri e dai vigili del fuoco questa mattina a Cropani il turista tedesco 80 anni che ieri si era allontanato da un agriturismo. L'uomo era cosciente, presentava alcune escoriazioni, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasferito in ambulanza all'ospedale pugliese. Due diportisti di nazionalità francese che erano a bordo di un'imbarcazione in difficoltà per un'avaria al motore sono stati raggiunti e soccorsi dalla Guardia Costiera nelle acque tra Mirtocrosì e Corigliano Calabro. A Vibo adesso per parlare della precaria situazione in cui versa il canile municipale. Il randagismo canino è un problema grave che attanaglia tutti i territori in base ad una emergenza che non si sa più come affrontare. Il problema è che non si sa quanti siano davvero i randaggi ed il servizio a Calappia Cani è oberato ed insufficiente per affrontare le diverse situazioni che a ritmo quotidiano si sovrappongono. È da anni a rischio collasso il canile municipale di Vibo Valentia, non più in grado a sostenere il carico di cani supportato. In una struttura che può arrivare ad un massimo di 200, da troppo tempo ormai vi alloggiano almeno 230 cani e solo il 20% si riesce a sistemare. Il tutto a dispetto di progettazioni mai avviate e finanziamenti che rischiano di essere perduti perché inutilizzati, come denuncia la commissaria dell'ENPE provinciale. La situazione è che non abbiamo canile sanitario nella provincia di Vibo Valentia, quindi i comuni, 50 comuni o si convenzionano con ambulatori veterinari privati appunto per far fronte all'emergenza del momento, oppure si arreda, si apre l'ambulatorio ASP di Viale Accademia Vibonesi che ricordiamo è stato aperto da Lupoi come ambulatorio pubblico. Cosa è successo in particolare questa notte? Sono stati accalappiati 2 cani, veramente ieri è stato anche sequestrato un altro cane. Noi abbiamo 2 box sanitari solo per i cani di Vibo Valentia. Già nella giornata tra ieri pomeriggio e stanotte sono stati accalappiati 3 cani. Uno è stato diagnosticato un trauma cranico ed è stato curato nell'immediatezza stanotte dal dottor De Leo che ha aperto il suo ambulatorio privato per fare appunto flebo, antibiotico eccetera e non curarlo per strada come di solito purtroppo anche i reperibili sono costretti a fare. Poi abbiamo una cucciola, io sinceramente non lo so perché non oso toccarla, con la zampetta rotta. La terapia antibiotica e antinfiammatoria dura sino a stanotte, dopodiché i cani sono scoperti da ogni terapia. Venire, portare, posteggiare i cani al canile rifugio non ci sta. A Cerisano si è concluso il Festival delle Serre. Chiusura col botto per il Festival delle Serre di Cerisano che nell'ultima serata ha risuonato delle note briose, intense e a volte struggenti della Napoli di ieri e di oggi. Ad aprire la lunga notte del borgo è stato in un affollatissimo Palazzo Sersale il concerto di Katia Ricciarelli e Francesco Zingariello, le romanze della tradizione napoletana. Subito dopo il brio e l'ilarità di Marisa Laurito che tra canzoni, aneddoti e curiosità ha reso omaggio al teatro di Edoardo. Per il jazz, grande performance dell'Egidio Ventura Trio nel tributo a Michel Petrucciani. Infine, l'ultimo concerto della serata con la rassegna Spiral Sound, dedicata ai più giovani. Dopo 7 giorni esaltanti, la 24esima edizione del Festival delle Serre si è conclusa con un bilancio assolutamente positivo, un grande riscontro di pubblico e di critica e soprattutto con l'obiettivo di dare centralità a Cerisano centrato in pieno. Siamo riusciti con la nostra organizzazione comunale, credo veramente impeccabile, con i nostri amici, con i volontari, con le associazioni che hanno collaborato a mettere in scena il paese, a costruire un percorso importante, credo, e non era affatto scontato. 7 giorni
7 spettacoli di jazz, 7 spettacoli di lirica, 7 spettacoli di teatro, altrettanti di cinema, altrettanti di musica per giovani, tutte le piazze allestite. È una grande, gioiosa macchina che ha operato alla perfezione, quindi sono assolutamente orgoglioso di quello che abbiamo realizzato, perché non era per nulla scontato che tutto funzionasse per bene. La premialità di quest'anno è di poter avere dei finanziamenti a lungo raggio e che ci consentano già di poter lavorare per il 25° Festival delle Serre. Sarà un appuntamento importante che ripercorrerà probabilmente, lo stiamo già disegnando con i miei collaboratori, la storia del vecchio festival per arrivare a quello che è oggi, a quello che è diventato. A Roseto consegnati i premi dell'ormai tradizionale premio Capospulico. A Roseto Capospulico continuano gli eventi della lunga stagione estiva iniziata il 21 maggio. Il borgo antico della cittadina ionica ha ospitato il premio Capospulico, che giunto alla 18ª edizione si attesta come una tra le manifestazioni più longeve della Calabria. L'intento è ovviamente quello di mettere in mostra il meglio delle eccellenze calabresi. C'è sempre un premio alla carriera, quindi a chi si è distinto per un particolare attaccamento alla sua terra e anche la capacità di svilupparla, e un premio all'azienda che in maniera originale ha fatto sì che la Calabria venisse conosciuta nel mondo. Quest'anno i premi sono stati conferiti all'orafo Giovan Battista Spadafora per la carriera e per l'impresa alla Casa Protetta per Anziani Villa Azzurra. Premiati nel corso della serata anche i primi 3 classificati del concorso di pittura estemporanea, che ha visto la partecipazione di numerosi artisti che per tutta la giornata attraverso le loro opere hanno immortalato gli scorci più belli e suggestivi di Roseto. Nel corso degli anni il premio Capospulico chiudeva gli eventi estivi, quest'anno invece ci sono altri importanti appuntamenti che continueranno ad animare la perla dello Ionio. Non è la manifestazione conclusiva perché l'estate a Roseto finisce il 21 settembre, inizia il 21 maggio e quest'anno la facciamo durare fino al 24 di settembre perché coinciderà con la giornata nazionale dei borghi autentici e la faremo coincidere con un appuntamento molto importante per noi, che è lo scambio culturale con la città di Oria in provincia di Brindisi, con la quale abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa per un progetto interculturale, interregionale su Federico II, quindi una cosa che ci riempie di gioia. Stiamo strutturando l'evento e insomma speriamo che vada bene come tutta quest'estate. E bilancio positivo a Castrovillari per Civitanova. I fuochi d'artificio all'ombra della torre del Castello Aragonese di Castrovillari hanno chiuso l'edizione 2017 di Civitanova, un successo di pubblico con quasi 35.000 persone che hanno partecipato all'evento, circa 20 espositori tra stand di artigianato e gastronomici, 34 appuntamenti spalmati nei 5 giorni della manifestazione. Questi numeri della non edizione dell'evento svoltosi nel centro storico di Castrovillari La Civita, evento organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco cittadina per la direzione artistica di Gerardo Bonifati. Ovviamente è merito di tutti quei giornalisti, di tutti i mass media che ci stanno aiutando a far conoscere la manifestazione, a pubblicizzarla e quindi ovviamente diventa un forte attrattore perché poi i mass media ci aiutano a pubblicizzare quello che sono i nostri eventi e ovviamente questi eventi vengono organizzati grazie a quello che è anche la disponibilità dei nostri sponsor che sono numerosissimi e che sostengono questa manifestazione e che danno fiducia alla Proloco di Castrovillari. E adesso lo sport. Un punto di partenza è soprattutto la prestazione che il tecnico Fontana pretendeva al cospetto di una squadra attrezzata come il Matera. Il Cosenza riparte, dopo i 2 passi falsi, dalla prova convincente del 21 settembre. 90 minuti ben giocati dall'11 riveduto e corretto, che ha potuto contare sulla prestanza fisica e sulla personalità di Castrio Dermacu, sulla brillantezza di Palmiero e Tutino, preferiti all'Oviso, e Statella ancora non al meglio della condizione. Rossoblu attenti a non lasciare spazi ai padroni di casa, ma autoritari e capaci di impostare trame pericolose, non finalizzate al meglio. Una gara positiva e propositiva che avrebbe potuto avere un esito ancora più favorevole per i lupi se Tutino nel finale del primo tempo e soprattutto Mungo, all'alba della ripresa, avessero concretizzato le 2 occasioni migliori dell'incontro.
Del resto, anche in questo caso, tornano utili le parole del tecnico che in conferenza stampa prima della gara aveva evidenziato qualche pecca nella finalizzazione delle giocate. Un difetto da correggere, forse l'ultimo, prima di vedere all'opera il miglior Cosenza. Serviva più cattiveria e determinazione per riuscire a portare a casa questa partita con il punteggio pieno, però sono soddisfatto di come hanno fatto, perché venire a Matera e non subire neanche un tiro in porta mi sembra che la dice lunga su quella che è stata anche la condotta e l'interpretazione della gara. Parte meriterebbe quanto avvenuto sugli spalti. Nelle prossime ore verranno determinate le sanzioni da applicare come conseguenza degli scontri tra tifosi. Inutile avventurarsi e perdersi nella miriade di ipotesi e studiare i precedenti. Comunque vada, sarà una sconfitta per tutti. Ecco l'intervento di Franco su Catania che ha determinato l'espulsione del centrocampista del Rende, condizionando la gara con il Siracusa. Un tackle più appariscente che cattivo, punito con il rosso. Prima e dopo, una gara che il Rende ha interpretato al meglio soltanto in alcune fasi, costruendo alcune buone occasioni, ma soffrendo a tratti la pressione dei siciliani, in gol nella ripresa con Mancini. Abbiamo avuto alcune situazioni importanti, un gol annullato che adesso non so bene fuori gioco se c'era o meno, però è inevitabile che giocare per un'ora, oltre un'ora in 10 ti condiziona, si fa grande fatica, poi a metà secondo tempo Ricciardo ha avuto un problema, non avevo più attaccanti in panchina, in una certa maniera ho dovuto adattare, inventare qualcosettina, per cui si è complicato un po' tutto. Botta e risposta tra Paganese e Regina, con i gol e i colpi di scena, partita giocata a viso aperto e sbloccata dalla bella rete di Cesaretti al secondo centro contro una calabrese. Amaranto brillanti come al solito, ma talvolta poco concentrati. Dopo il gol di Sciamanna, anche lui secondo sigillo, i padroni di casa hanno avuto la possibilità di effettuare un nuovo sorpasso, evitato da Cucchietti, bravo a neutralizzare il rigore battuto da Scarpa. Con l'espulsione di Picone e la superiorità numerica la Regina avrebbe potuto tentare di vincere, ma non ha saputo organizzarsi con ordine, rischiando addirittura il tracollo. Contento del punto, ormai la partita è finita e quindi quello che è arrivato ci prendiamo. Sì, il pareggio è giusto, sostanzialmente è un pareggio giusto. Il secondo tempo forse abbiamo avuto più noi il dominio del gioco, e il primo non siamo riusciti nella fase di non possesso palla a avere il comando del gioco e quindi eravamo lunghi tra le parti, eravamo sempre in ritardo e questo ci ha condizionato molto. Ma gli ultimi 10 minuti del primo tempo e tutto il secondo tempo, indipendentemente dall'uomo in più, che comunque poi c'è stato, abbiamo avuto noi il dominio del gioco. Senza reti Catanzaro vive stabile ed è già una buona notizia per Alessandro Erra, almeno per quanto riguarda la fase difensiva. La voglia di vincere ai giallorossi si è arenata davanti alla solidità della squadra guidata da Caserta. Da rivedere in casa Catanzaro centrocampo e attacco, dove equilibrio e intesa sono ancora un obiettivo sul quale lavorare. Siamo prestati 3 volte davanti al portiere, non abbiamo concretizzato. E poi loro si sono schiacciati un po' dietro, ci hanno tolto un po' le fonti di gioco e non siamo stati fluidi come il primo tempo e quindi siamo stati meno pericolosi. Non l'attribuirei a un discorso fisico, perché poi la squadra negli ultimi minuti ha ricercato di metterci tutto quello che aveva per cercare di portarla in porto, ma non ci è riuscita perché poi abbiamo trovato una squadra che si è difesa bene. Il tempo previsto per le prossime ore in Calabria. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteoincalabria.it. Come anticipato nelle precedenti puntate, l'ingresso di una profonda saccatura atlantica alimentata da aria polare marittima ha causato un marcato peggioramento sul centro-nord Italia. L'intensa perturbazione in queste ore sta interessando anche la nostra regione, causando piogge di forte intensità localmente anche a carattere di nubifragi e temporali, che stanno colpendo i versanti tirrenici e gli interni, specie della Calabria settentrionale. Seppur in tono minore anche il resto della regione è interessato da piogge sparse, localmente anche a carattere di rovescio. Con l'intensificazione e la rotazione dei venti dai quadranti occidentale, anche i mari subiranno un notevole aumento del moto ondoso. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Martedì al mattino una residua instabilità potrebbe interessare i litorali tirrenici, tuttavia il rapido esaurimento. Sul resto della regione cieli poco nuvolosi. Temperature in leggero aumento in linea con le medie del periodo. E adesso diamo uno sguardo ai mari e ai venti. Martedì, molto mosso agitato il Mar Tirreno, con moto ondoso in diminuzione dal pomeriggio, con venti moderati dai quadranti occidentali. Lo Ionio mosso, con venti che inizialmente spireranno dai quadranti meridionali in rotazione dai quadranti occidentali.
Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci, al prossimo appuntamento. Ed è tutto anche per questa edizione del nostro giornale, grazie per l'attenzione e buona serata.